presenza, ringrazio in particolare i ragazzi e anche tutti i volontari del PD di Badia per aver organizzato un evento che in Polesine non si vedeva veramente da tantissimo tempo. Stanno dando da diversi anni, e in particolare in questa circostanza, un esempio di militanza, penso, non solo ai nostri giovani, ma a tutta la segreteria provinciale che in questi ultimi anni di certo non sta brillando per attivismo. Quindi grazie Enrico, grazie Manuel e Stefano e tutti i volontari di Badia. Mi devo scusare fin da subito perché ho un po' mal di gola e febbre, quindi magari in qualche passaggio non sarò del tutto lineare, però provo a darvi alcuni accenni riguardo a tematiche insomma, che sto studiando da vicino. Allora, il Circolo PD di Badia ha deciso di accostare il tema dell'ambiente al tema della città. Il tavolo si chiama appunto Ambiente e Città. Hanno fatto bene i nostri ragazzi perché, come sapete, nel XX e XXI secolo hanno visto fenomeni di inurbamento notevoli in tutto il mondo. Oggi più della metà della popolazione mondiale vive nelle città e questi territori urbani coprono in realtà solo il 3% della superficie terrestre, ma producono circa l'80% delle emissioni globali. Quindi nelle città si generano i più importanti impatti ambientali ed è proprio dalle città che deve partire la soluzione a questo problema che causa, come sappiamo, cambiamento climatico con l'emissione di gas climalteranti. È un fenomeno, quello delle grandi città, che in Italia diciamo, ha una rilevanza forse minore. Non abbiamo grandi agglomerati urbani se escludiamo appunto le città metropolitane, Milano, Roma, Napoli, eccetera. Noi in Italia abbiamo un tipo di insediamento più diffuso, circa il 70% degli insediamenti urbani italiani sono piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, ma non è assolutamente da sottovalutare il ruolo che le piccole comunità hanno nel contenimento degli impatti ambientali. Infatti una delle prime politiche insomma, dedicate appunto anche alle piccole realtà, alle piccole comunità che l'Unione Europea ha messo in campo per contrastare non tanto gli effetti quanto più diciamo, le conseguenze dei cambiamenti climatici, è stato il patto dei sindaci nel 2008, una politica che l'Unione Europea ha dedicato direttamente alle amministrazioni comunali, bypassando quelli che erano i livelli intermedi come gli stati, le regioni e allora le province, andando a dialogare direttamente con gli amministratori. È stata questa il primo esempio di governance multilivello di successo a livello mondiale. Questo patto dei sindaci, a cui hanno aderito moltissime amministrazioni anche nella nostra provincia, mirava inizialmente a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici con contenimento delle emissioni, con un innalzamento della produzione da fonti rinnovabili, la famosissima politica 20-20-20. Oggi c'è stata un'evoluzione di questo piano che ha portato molte amministrazioni a diciamo, fare un'evoluzione dei loro piani per l'energia sostenibile in piani per l'energia sostenibile e il clima. Quindi a questo cosa si aggiunge? Oltre alla riduzione delle emissioni di gas serra, i nostri comuni sono chiamati a fare un passo in più. Visto che il cambiamento climatico è in atto, ce ne siamo resi conto tutti, prima Roberto ha citato alcuni casi particolari, il downburst del 2017, agosto 2017, che ha colpito tutta l'area costiera veneta, ma non solo, abbiamo qui l'ex sindaco di Costa che ricorderà bene purtroppo le inondazioni di pochi mesi fa, Lendinara, Costa e i comuni del Medio Polesine. L'Alto Polesine è colpito spessissimo da grandinate che diciamo, sono aumentate nel corso degli anni in intensità e in numero, in frequenza. Ecco, quindi ai comuni cosa è chiesto? Viene richiesto di esercitare in maniera differente quello che è il loro potere più importante, il potere pianificatorio.
Molti degli effetti che oggi hanno i cambiamenti climatici sulle nostre città, sui nostri insediamenti, sono determinati proprio dalle scelte urbanistiche e pianificatorie prese nel corso degli anni. Oggi i nostri comuni sono chiamati a riorganizzare la propria città, a fare interventi di adattamento ai cambiamenti climatici per rispondere a quelle che sono le problematiche di oggi, quindi una sovrabbondanza di acqua nei casi in cui vediamo precipitazioni eccessive, troppo abbondanti, o la mancanza d'acqua dall'altra parte, quindi lunghi periodi di siccità con mancanza di precipitazioni. Il fenomeno delle isole di calore, che è sempre più diffuso nei centri di medio, grandi, diciamo forse un po' meno nei nostri comuni urbani. Ecco, sono tutte problematiche che attraverso un'adeguata pianificazione e regolamenti edilizi moderni possono essere attenuati. Ed è questo che i nostri amministratori devono fare, ed è questo che i nostri cittadini devono pretendere. Allo stesso tempo è chiaro che anche i comportamenti individuali di ciascuno di noi hanno conseguenze importanti sul nostro ambiente. Pensiamo soltanto alla mobilitazione importante che c'è nell'ultimo periodo riguardo la generazione di rifiuti, in particolare di plastica. Un piccolo appunto che vorrei fare ai nostri ragazzi è proprio questo: il prossimo anno caraffe e bicchieri di vetro. Dobbiamo cercare tutti insieme di ridurre la produzione, vedo che si fanno segni. Tutti insieme dobbiamo cercare di ridurre la produzione di rifiuti e in particolare di plastiche che poi vengono abbandonati e ce li ritroviamo addirittura nella catena alimentare. Quante volte vediamo in televisione immagini di animali, in particolare pesci, con all'interno rifiuti di ogni tipo. Quindi il comportamento individuale di ciascuno di noi viene prima ancora delle richieste che dobbiamo fare alla politica. Dobbiamo essere tutti noi ad impegnarci quotidianamente per ridurre il nostro impatto. Nel titolo, mi raccomando, tu fermami Roberto, quanto mi manca? Ecco, allora, bravo. Nel titolo del mio intervento sono citati altri temi: rigenerazione, partecipazione e beni comuni. Perché? Perché oltre, diciamo, all'importanza della pianificazione che avviene negli uffici dei nostri comuni, io ritengo che non possa esistere sostenibilità ambientale senza partecipazione. Non possa esistere pianificazione senza partecipazione, e la rigenerazione urbana deve partire proprio da un confronto costante e diretto tra gli amministratori, tra il piano decisionale politico e i cittadini singoli ed organizzati. Credo che un punto di partenza per piani di rigenerazione delle nostre città debbano proprio essere i beni comuni urbani. Bene comune è un termine che viene utilizzato oggi per qualsiasi cosa: la legalità è un bene comune, l'acqua è bene comune, la scuola è bene comune, tutto bene comune. In realtà diciamo che questa ideologizzazione del termine sta portando un po' a perdere il significato vero della locuzione bene comune. Un bene comune urbano è un luogo, un edificio, un monumento, una piazza, una via che ha un particolare significato per una comunità. Un posto che raccoglie ricordi, raccoglie emozioni, raccoglie il sentimento vero di una comunità locale. La Vangadissa, ad esempio, è un luogo storico di notevole importanza dal punto di vista monumentale, ma è anche un bene comune perché ha un valore per la vostra comunità, per la comunità di Badia. Ecco, io credo che la pianificazione urbana debba ripartire proprio dal valore che le comunità danno ai luoghi, quindi non tanto e non più i grandi progetti affidati a studi di architettura che si inventano cose incredibili per riqualificare pezzi di città, ma occorre un confronto diretto. Ad esempio, cito il caso di Ferrara, attraverso strutture dedicate come gli urban center che si stanno diffondendo, insomma, partendo da esempi, diciamo, di grande successo ormai consolidati come quello di Bologna, si stanno diffondendo pian piano in tutta Italia. So che anche Padova ne sta creando uno. Io nel mio piccolo Rovigo ho tentato di
proporre l'istituzione di un urban center proprio con la finalità di coinvolgere le comunità nei processi decisionali, in particolare ambientali e urbanistici della città. In un territorio come quello della provincia di Rovigo, quindi con un capoluogo poco più di 50.000 abitanti e tanti piccoli comuni, sono molto pochi, insomma, quelli sopra i 10.000 abitanti, 2 o 3, no? Guardo Antonio. E quindi io credo che un urban center a livello, che possa operare a livello provinciale potrebbe essere una bella strategia che le nostre amministrazioni tutte insieme potrebbero creare. Sappiamo purtroppo che la provincia ha perso i propri poteri, diciamo così, le proprie funzioni anche di pianificazione territoriale. Insomma, un tempo aveva molto più rilievo nella vita quotidiana delle nostre amministrazioni. Ha perso, diciamo, un ruolo di punto di riferimento. Credo che il comune capoluogo, d'intesa con le altre amministrazioni, possa in qualche modo dare dare via una nuova stagione di pianificazione ambientale e territoriale. L'altro giorno c'è stato il tavolo ambientale in provincia, guidato dalla delegata appunto della provincia in tema ambientale e del comune di Rovigo. Erano presenti 8 amministrazioni. Tra l'altro Rovigo ed Adri erano lì obbligate perché avevano i propri rappresentanti. 6 amministrazioni quindi hanno deciso di partecipare al tavolo sulla qualità dell'aria. Questo è un dato veramente preoccupante. È un dato preoccupante perché dimostra che non c'è, a quanto pare, la volontà di creare un coordinamento provinciale su questo tema. È un tema che è fondamentale non solo per la qualità dell'ambiente, ma anche per la salute dei cittadini, soprattutto per la salute dei cittadini. L'azienda sanitaria locale ha diffuso i dati sull'aumento delle malattie respiratorie, soprattutto per quanto riguarda bambini ed anziani, e il fatto che non si riesca a creare un coordinamento locale per adottare politiche anche di mobilità differenti e in grado di mitigare questo grande problema, io credo, insomma, sia diciamo una questione da analizzare molto attentamente. In particolare, insomma, cercare di capire per quale motivo al momento, per quanto riguarda le piccole amministrazioni della provincia di Rovigo, sembra non esserci interesse a collaborare su questo tema. Qui abbiamo il sindaco di uno dei comuni più piccoli della provincia e magari dopo ce lo dirà anche lui, insomma, cosa pensa di questo tema. Sono andata ho parlato un po' di varie cose perché ho il cronometro qua che mi mette l'ansia, l'ho messo apposta, e quindi eventualmente dopo con le vostre domande possiamo riprendere alcuni temi. Grazie.